A guardarla così sembra uscita dalle pagine del Piccolo Principe, protagonista della grande favola che è la natura insieme a tanti altri animali accolti nel centro di recupero animali selvatici di Villa Balzana ad Arcugnano. Lei è una volpina di 3 mesi, in cura per una zampina rotta forse a causa di un'auto. Quando sarà pienamente guarita verrà rimessa in libertà. Poi c'è una cerva che si è stabilita qui e in questi 3 ettari di clinica nel bosco ha ritrovato la sua libertà, anche se preferisce stare con le persone accompagnandole nel sopralluogo. Poi c'è il giovane e riservato muflone che, come Caprioli, tornerà presto in libertà, concluso il periodo di cura. Attualmente ci sono circa una cinquantina di animali, tra mammiferi e uccelli, all'interno del nostro CRAS, molti dei quali saranno presto liberati e gli altri che non potranno più tornare in libertà rimarranno stabulati nelle loro gabbie utilizzati per la didattica. Tante le storie di animali selvatici che si intrecciano qui al CRAS, con cui la provincia di Vicenza ha una convenzione per la gestione della fauna selvatica ferita e per la custodia degli animali oggetto di sequestro penale. Tanti volontari, tante persone che amano la natura e che nei momenti di emergenza della natura stessa intervengono per portare questi animali che sono in difficoltà, feriti o in incidenti stradali o in centri di caccia e li portano qui per un recupero. Non solo recupero, anche prevenzione, perché qui, per evitare che i cuccioli, nascosti dalle mamme nell'erba alta al fine di difenderli dai predatori, siano minacciati dallo sfalcio dell'erba, vengono testati i droni muniti di termocamera che individuano i cuccioli e permettono di metterli in salvo prima dello sfalcio. Abbiamo fatto una prova una settimana fa con un drone per la ricerca dei piccoli di capriolo che è andata benissimo, si trovano con facilità con un drone munito di termocamera e penso potrebbe essere il futuro per salvare molti piccoli caprioli. E non solo, perché possono essere lepri, possono essere anche altri piccoli animali selvatici che vivono in mezzo ai prati.